Amici di Sportisti Ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Roberto Sorrentino di Trapani e Accademia Trapani Athletic Palermo, 29esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Cross in mezzo di Mazzotta, colpo di testa di Matera, risponde Mistretta, prima occasione della partita. Mazzotta al volo in mezzo, il tocco in porta, in gol l'Athletic Palermo, sfortunata l'Accademia Trapani, l'autogol di Campanella. Su da Guanno arriva Mazzotta, la prende in testa Valenza, pallone ancora dell'Accademia con Cammareri, il gol di Alessandro Cammareri, pareggia il capitano dell'Accademia Trapani, 1-1. In eccellenza non segnava dalla stagione 2019-2020, giocava con il Canicattì, giocata nei confronti di Iannazzo, pallone in mezzo al campo da Mazzotta, c'è Concialdi, la prende lui, pallone allargato nella zona di Salazar, diagonale fuori, Cammareri, pallone su Daguanno, ancora Cammareri di testa, il colpo di Francesco Barracco, Daguanno al volo per lanciare, per far correre Secan. Duello con Insidis, riesce il cross di Secan, colpo di testa di Iannazzo centrale, punizione Athletic, c'è Concialdi, parte il suo mancino in mezzo di testa, la rete di Martignetti, colui che non si aspetta nessuno, il ritorno in campo e da titolare, 2-1 di Sergio Martignetti. Parte Concialdi, pallone in mezzo di testa, il colpo in porta di Matera, l'ha toccata quanto basta, pallone sotto la maglietta, dedica speciale, 3-1 per l'Athletic Palermo. La Campanella, la rete dell'Accademia, 2-3, accorcia le distanze la squadra di Amoroso. Di testa Matera che prolunga per Martignetti, Campanella prova il sombrero, non ci riesce, Martignetti, il servizio per Micoli, entra in area Micoli, il tiro da posizione defilata, la blocca a terra Francesco Mistretta, Cammareri, diagonale alto verso Iannazzo, se allunga di testa, calcio di rigore per l'Accademia Trapani. Daguanno, palo, poi il tocco di Romano, Benidegna alla sua 200esima presenza in carriera, fa il gol del 3-3 dell'Accademia Trapani. Qui siamo ormai nel recupero a Trapani, occhio a Salazar che salta un avversario, si inserisce in mezzo Matera, invece no, il pallone di Concialdi, Mistretta giù. Mazzotta si coordina, va col mancino, va Concialdi, col mancino il pallone passa Mistretta, ci arriva Salazar per Mazzotta, si propone addirittura Crivello, Salazar, traversone in mezzo, colpo di testa, il pallone rimane in area, il tentativo in porta di Matera, l'Athletic ripassa in vantaggio, la doppietta di Federico Matera. Qui Concialdi su Mazzotta, mancino nonostante la presenza avversaria risponde Mistretta, poi Concialdi non scavalca Benivegna, in area Micoli, scarico su Martignetti al cross in mezzo, il colpo di Calagna. La protezione del pallone di Calagna va fino in fondo, traversone in mezzo, alto Micoli, pallone al limite intanto con Flores, Prezzabile, la conclusione potente, Mistretta risponde lì, Micoli calcia malissimo davanti alla porta, Secan, spazio per l'Accademia Trapani, Crivello rinuncia all'assalto verso il proprio avversario, Secan, il servizio su Unbié al limite dell'area, il tiro di Barracco sarà rimesso in gioco da parte di Mistretta a sancire la promozione storica dell'Athletic Palermo in Serie D per la prima volta nella storia dei Nero Rosa. Il salto della squadra palermitana a festeggiare il trionfo aritmetico di questo girone A di eccellenza siciliana.
21 anni dopo Palermo avrà una seconda squadra in Serie D